Buonasera e bentrovati all'edizione del nostro telegiornale. I fatti del Friuli occidentale in primo piano. È stato inaugurato questa mattina il polo vaccinale in fiera a Pordenone. Oggi sono state somministrate 800 dosi di vaccino, mentre saranno 1300 al giorno per 2 giorni alla settimana a regime. La SPA di Viale Treviso ha messo a disposizione gli spazi fino ad ottobre. Vediamo. È stato attivato questa mattina il polo vaccinale in fiera a Pordenone, che consentirà le somministrazioni delle dosi alle persone fragili alla fascia 75-79 anni. Prime iniezioni oggi alla presenza dei vertici della fiera, dell'azienda sanitaria e della regione. Finora la vaccinazione per gli ultrattantenni l'abbiamo fatta nei nostri ambulatori vaccinali. Allargandosi la platea abbiamo cercato adesso delle location, che possono ospitare più persone. Nel centro contemporaneamente si utilizzerà sia il vaccino di AstraZeneca che il vaccino di Pfizer. Quindi oggi, come fase di rodaggio, aspettiamo circa 800 persone, a regime arriveremo a fare 1300 persone al giorno. Le postazioni sono 12, oggi ne useremo una decina e essendo che il lavoro va avanti tutta la giornata, contiamo di utilizzare fino a 40 persone a giornata di ASFO qui dentro. Per la fascia 75-79 e nella provincia di Pordenone pensiamo di avere 12.000 e la fascia invece dei soggetti fragili è probabilmente più ampia, di tutte le età, e quindi in questo mesetto ci dedicheremo a queste due categorie. La fiera, dopo il drive-in per i tamponi, si mette così al servizio della sanità del territorio. Noi abbiamo dato la disponibilità intanto per 6 mesi, che è il massimo, con molti sacrifici tra l'altro, perché se noi dovessimo partire dovremmo usare gli altri ingressi e non quello principale, ma la nostra disponibilità è fino a fine ottobre, perché da quel momento in poi ci è impossibile avere questi locali occupati. Non ci dimentichiamo che altri poli sono spesati quantomeno, oltre che pagati, e noi invece ci mettiamo a disposizione. L'importante è il risultato, per ora andiamo al risultato, vedremo più avanti che cosa verrà fuori dagli accordi che prenderemo. Ed erano tante le persone in fila questa mattina, a partire dalle 9 aspettavano un vaccino atteso da tempo. Sentiamo alcune voci. Sì. Fatto il vaccino? Sì, ho fatto. Tutto bene, lo aspettava? Tutto bene e lo aspettavo bene che venga. Una punturina neanche di ape e non si sente niente. Lo aspettava da tempo? Sì, quando si ha una certa età tutto bene quello che arriva. Era atteso, sì, perché qua si ha paura. Il motivo principale per cui lo vuole fare? Perché voglio essere immune, almeno avere la possibilità di poter uscire più tranquillamente, perché qua si va via sempre con pensieri brutti. Ho già avuto mio fratello che ha avuto il virus, pertanto ha fatto già 3 mesi di ospedale, per fortuna se l'è cavata, e io ho paura. Era tanto che si aspettava i fragili, anche in ritardo. Lei che problematiche ha particolari? Fibrosi. Vedeva magari altre categorie passarle avanti e insomma, come reagiva a questo? Specialmente gli universitari, i magistrati. Quella è stata una vergogna. Comunque hanno fermato, va bene così. Allora, ha fatto il vaccino? Sì, già fatto il Pfizer. Ha particolari problematiche? Ho diabete. Quanti anni ha? Io ho 76. Quanto ha aspettato sto vaccino? Tantissimo, non vedevo l'ora. Speriamo che vada tutto bene, vabbè. Non vedo l'ora di tornare a Udine a vedere l'Udinese, la Serie A insomma. È AstraZeneca perché comunque rientro nella categoria degli insegnanti, perciò sì, da protocollo era previsto quello, quindi così. Che io l'avevo prenotato e avevo il 17 l'appuntamento a Spilimbergo, poi c'era stato il blocco e di conseguenza è slittato, per cui ho fatto oggi appena avuto l'appuntamento. Quindi per questo, non perché non volessi. Quindi senza nessuna preoccupazione? No, sinceramente no. Poi sa, nella vita può essere tutto, però insomma non... Rivedere il sistema di monitoraggio e di tracciamento dei contagi dai quali dipendono le chiusure conseguenti. Questa la richiesta del Friuli Venezia Giulia nella conferenza Stato-Regioni. Dibattito aperto anche sul vaccino russo Sputnik che, se approvato dall'EMA, garantirebbe un'arma in più da considerare.
Essere ai vertici nazionali nella capacità di eseguire tamponi non deve rappresentare un boomerang. Questo, uno dei temi sul tavolo della conferenza Stato-Regioni, alla presenza del Premier Draghi, iniziato nel tardo pomeriggio. Dal Friuli Venezia Giulia arriva a Roma un chiaro messaggio condiviso dal Presidente della Regione Massimiliano Fedriga e dal suo vice Riccardo Riccardi. C'è un problema del sistema di monitoraggio che deve cercare di essere più fedele rispetto a quando si calcola il contagio in relazione all'origine dei dati in termini temporali. Questo è uno dei problemi. L'altro problema è una definizione di una regola omogenea rispetto ai tamponi che si fanno, perché se io cerco il contagio lo trovo e più lo cerco più ne trovo. Quindi non è possibile che le misure conseguenti all'andamento dell'infezione siano correlati da un sistema di sorveglianza e di screening diverso. Questo è quello che sta accadendo e noi, siccome siamo tra le regioni che ne fanno di più, rischiamo di pagare un prezzo molto alto per questo. Quanto alle vaccinazioni, la nostra regione, che ad aprile attende altre 60.000 dosi, pone il problema del personale. Il governo aveva promesso 300 persone aggiuntive sulle 500 necessarie, ma ne ha garantite solo 50. Infine il dibattito sul vaccino russo Sputnik, in attesa dell'approvazione dell'EMA. Noi dobbiamo avere una linea nazionale, non si può tenere delle linee diverse una regione rispetto all'altra. Se ogni strumento efficace è validato dalle autorità scientifiche competenti, che consentano la possibilità di utilizzarlo ed averlo, io credo che sia giusto utilizzarlo. E ora veniamo ai numeri sul fronte coronavirus. Oggi in regione, a fronte di 2.841 tamponi molecolari effettuati, sono stati rilevati 257 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 9,05%. Sono inoltre 679 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 44 casi, 6,48%. I decessi registrati sono 11, nessuno dei quali nel Friuli occidentale. I ricoveri nelle terapie intensive ammontano a 86, mentre quelli in altri reparti sono 680, numeri comunicati dal vice governatore con delega alla salute Riccardo Riccardi. In casa di riposo a Cordenons, l'ASP Arcobaleno, torna il contagio. Nonostante tutti gli ospiti e tutti gli operatori siano stati vaccinati, alcuni anche con la seconda dose, la struttura per anziani deve fare i conti con 7 casi emersi in seguito al tampone positivo di un ospite ricoverato in ospedale per altre patologie. Dal test antigenico effettuato sugli anziani sono emerse altre 6 positività, di cui 2 con leggeri sintomi. Dopo l'intervento dei medici dell'USCA sono in corso altri test, anche sugli operatori, per rilevare altri casi di positività o la presenza di particolari varianti. Facciamo i conti con questi nuovi casi, spiega il sindaco Andrea Delle Vedove, anche se al momento non ci sono conseguenze serie per nessuno. Monitoriamo la situazione con il Dipartimento di Prevenzione di ASFO, conclude Delle Vedove. Electrolux si prepara alla vaccinazione dei propri dipendenti su base volontaria nei siti produttivi italiani, tra i quali Porcia. La multinazionale svedese sta predisponendo la campagna informativa tra i lavoratori ed è pronta ad allestire le aree destinate all'inoculazione delle dosi. Sta per prendere avvio la campagna vaccinale all'interno dei siti italiani di Electrolux. La multinazionale svedese, con un sito a Porcia, partecipa così alla campagna vaccinale per contrastare la diffusione del Covid-19, aderendo ai protocolli attuativi sottoscritti tra Confindustria, parti sociali e istituzioni e offrendo ai propri dipendenti, su base volontaria e secondo i criteri di priorità previsti dalla legge, la possibilità di vaccinarsi all'interno degli ambienti di lavoro. L'azienda sta lavorando per definire tutti i dettagli del piano vaccinazione. Saranno allestite aree sanitarie dedicate dove i medici competenti e altro personale sanitario effettueranno le vaccinazioni, oltre ad aree idonee all'attesa e allo stazionamento per l'osservazione dopo l'inoculazione. L'avvio del piano vaccinale sarà preceduto da una campagna informativa che vedrà anche il supporto dei medici competenti. L'attuazione dei protocolli e del piano vaccinale sarà subordinata all'effettiva disponibilità delle dosi vaccinali, mentre le modalità di adesione e di attuazione del piano vaccinale saranno comunicate ai dipendenti nelle singole sedi di Electrolux in Italia. Contribuire a uno stile di vita migliore, fa sapere l'azienda in una nota, è lo scopo di Electrolux, un obiettivo che in tempi di pandemia acquisisce un valore ancora maggiore e che spinge l'azienda ad avere un ruolo importante nel favorire una rapida ed efficace immunizzazione del maggior numero di persone possibile per poter tornare presto a una nuova normalità.
E il Friuli occidentale, dove il tasso dei contagi è sotto controllo, potrebbe fare da apripista ad aperture programmate per far ripartire l'economia. E questo quanto propone il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani, che chiede al contempo serrati controlli e un cordone sanitario sul territorio. Con l'avvio delle vaccinazioni di massa bisogna guardare al dopo, e quel dopo significa riaperture, e così Pordenone, dove i numeri del contagio da settimane sono bassi, in linea con la zona gialla, potrebbe fare da apripista, come auspica il sindaco Alessandro Ciriani, che raccoglie l'appello lanciato dalla Regione. Anche Federica sta chiedendo di poter riaprire dove è possibile. Però è chiaro che la zona di Pordenone da gennaio ha una situazione assolutamente sotto controllo e conseguentemente i costi economici che stiamo pagando per la chiusura delle attività sono altissimi a fronte del fatto che i ristori non sono sufficienti, anzi talvolta non sono neppure dignitosi per andare incontro alle gravissime perdite che hanno avuto i negozianti, i commercianti, i pubblici esercizi, gli artigiani, insomma queste categorie economiche. Per cui una riapertura progressiva, un ritorno progressivo alla normalità accompagnato da un'adeguata campagna vaccinale penso che sia auspicabile, perché l'unica alternativa è quella di dire ti chiudo, ma dall'altro lato metto a disposizione risorse ingenti. Noi invece stiamo andando avanti a scostamenti di qualche decina di miliardi che spesso sono stati bruciati, dilapidati in un rivolo di misure che non sono state efficaci. È ora di allentare la morsa delle chiusure, quindi, ma contestualmente il primo cittadino chiede stringenti controlli. Evitare che poi diventi, come dire, il punto di approdo per tutti coloro i quali vogliono andare al bar o nei negozi sia garantito. Quindi in questo momento Gorizia e Udine sono in una condizione estremamente diversa con la pandemia che sta galoppando, Pordenone invece è in una situazione di sicurezza. Si può riaprire se c'è la certezza di creare una sorta di cordone sanitario intorno a questo territorio. Per questa sera è tutto, dopo di noi Bianconero XXL condotto da Francesca Spangaro e Massimo Radina. L'appuntamento con il telegiornale di Pordenone ritorna domani alle 20:45. Grazie per essere stati con noi. Buona serata.